Una festa organizzata dagli amici che quest'anno compiono 40 anni, sono i Fedales del 1974, sono i componenti giovanissimi del gruppo folk Santa Marta di Talana, un applauso per loro. Eccoli qua. Fabrizio, puoi anche accompagnare l'ingresso con una nota di colore? Anche perché a loro spetterà il piacere di aprire proprio con la prima danza, ma vogliamo in apertura, ecco, possiamo stare anche un pochino più indietro, così facciamo spazio anche agli altri che verranno, perché vogliamo farvi salutare subito da una coppia per ciascun paese che verrà su queste tavole per porgere un ballo, un suono, un colore della propria appartenenza. Iniziamo con il mini folk Santa Rughe di Orosei. Applauso per la coppia delegazione di questa formazione, anzi sono in 3, tutti giovanissimi. Ecco, state qua vicino perché dobbiamo formare un grande cerchio a questo punto. E poi il gruppo folk Traccas e Sonus di Villamar, quindi anche questa parte della Sardegna un po' più a sud è rappresentata, e loro vanno dall'altra parte, così lasciamo sempre Talana al centro. E poi un gruppo un po' più vicino a noi, Santa Sofia di Tertenia, eccoli qua, un'altra parte d'Ogliastra che ci raggiunge e che compone questo mosaico. Avremo modo di viaggiare anche verso Guasila con il gruppo folk Zinnibiri San Pietro, un applauso anche per loro, eccoli qua. E ancora troveremo il gruppo folk Sant'Elena di Lozzorai. Bentrovati anche a voi. E chiuderemo questa serata con il gruppo folk Sant'Anna di Tortolì. Eccoli qua, gli amici di Tortolì. Folk di Orosei. Eccoli qua. Orosei davvero ha saputo conservare le sue tradizioni e di quel mare aperto ha saputo ovviamente offrire un'apertura ma anche un andare verso gli altri. Anche il canto di Orosei è più aperto rispetto ad altri moduli dell'entroterra e questo sta a significare molte cose. Ma grazie a Deledda ha scritto in Canne al Vento e alcune pagine le ha ambientate proprio nel santuario del Rimedio, che la festa durava 9 giorni, di cui gli ultimi 3 diventavano un ballo tondo continuo accompagnato da suoni e canti, una testimonianza di come le tradizioni a Orosei sono impresse anche nella nostra letteratura. Giampaolo Piretta accompagna, Ballubrincu che è il ballo della baronia, e poi non so se avete scelto danza come secondo momento, e allora li vediamo. Li vedete piccoli, ma attenzione, perché quando si scatenano è energia pura. Mini folk Santa Rughe di Orosei.
Santarughe, Orosei, la baronia, grazie a Giampaolo Piredda che invece è Barbagia perché lui arriva da Nuoro, che li ha accompagnati. Avrete notato anche l'eleganza. Posso averti un attimo qua? Vieni un secondo. E tu a occhio mi sembri la più piccolina del gruppo, come ti chiami? Giorgia Mere. Come? Giorgia. Giorgia. E di cognome mi hai detto? Mele. Bene. Secondo me lei è del 1974, una quarantenne, mascherata, perché avete visto la sua sicurezza, invece quanti anni ha in realtà? 7. 7 anni. Un applauso per lei e per tutto il gruppo. Complimenti Giorgia. Anche tu sei lì, quanti anni hai? 8. Tu sei già maggiorenne, tu? 6. Ma davvero? Ah sì? Qui sei ancora più piccola della nostra Giorgia. Allora l'applauso anche a te perché è la più piccola. Però tu diventerai una stangona di 1,80 m, 1,80 m. Va bene. Grazie a Orosei, al gruppo folk Santarughe.